Bentrovati a Corner, il solito appuntamento che segue le partite del Catania. È un Catania diverso, è un Catania rinato, è un Catania diciamo rimodellato e rivisitato dalla cura Lucarelli. Ne parleremo stasera e lo facciamo in studio come sempre con Carlo Breve. Buonasera Carlo. Buonasera a tutti. Angelo Patanè. Buonasera a tutti quanti. Alessandro Tagliasindi. Buonasera. Che bello, siamo sorridenti. Fammi perché... presentare Naomi. Scusami. Buonasera Naomi. Buonasera Angelo, agli amici e alle amiche a casa. Siamo sorridenti perché Naomi è con noi. Certo, e ci dà le coordinate anche perché c'è un numero WhatsApp che si può praticamente utilizzare per farci avere il vostro pensiero. Noi siamo qui, aspettiamo le vostre opinioni, le vostre considerazioni, le vostre proposte, perché no? Perché è importante avere un feedback con chi ci ascolta e chi ci vede da casa. Abbiamo tanta roba questa sera, ma tanta. Fra poco avremo anche un collegamento alle 21, poco più là, 21.05 per essere precisi, con il direttore generale del Catania, Luca Carra. Avremo poi una sorpresa questa sera che riserviamo ai nostri telespettatori fra non molto. Vedremo che già vediamo in preview. Che già vediamo, magari vediamo di poter fare una finestra fra pochissimo. Intanto però, se mi consentite, se mi permettete, prima di tutte le considerazioni che possiamo fare a questo tavolo e non solo, direi di rivedere la partita di ieri nel montaggio del nostro Ottavio Longo. E allora, come sempre, ringraziamo Ottavio per questo contributo bellissima musica, però volevo dire ai telespettatori che non avete il televisore, la TV guasta, perché se vedete, immagini dello stadio. Se vedete tutto quanto maculato e in chiaroscuro è perché la partita di ieri davvero è stata illuminata con le lampadine comprate su Amazon il giorno del Black Friday, non erano ancora arrivate a Giuliano e quindi quasi a lume di candela questa partita. Diciamo che i pali dell'illuminazione erano un po' carenti, diciamo così. Indecente illuminazione. Alessandro. Ma il titolo per me è tornata la voglia di abbracciarsi, è tornata la voglia di abbracciarsi tra i giocatori del Catania in campo. Ricordiamo alcune partite fa i vaffa, atteggiamenti indolenti, scarsa coesione, non si constatava l'esistenza di un gruppo. È tornata la voglia di abbracciarsi tra i tifosi del Catania, in modo accorato, convinto, perché si riconoscono in un leader, che in questo momento è il perfetto collante tra il club e la gente.
Cristiano Lucarelli ha avuto un impatto importante facendo delle cose semplici. Ha sistemato innanzitutto la testa, e tenere ieri a 0 gol il Giuliano, credetemi, non era assolutamente una cosa scontata, perché incontrava il Catania probabilmente la squadra più in forma insieme al Picerno del campionato, reduce dalla vittoria di Avellino, dal pareggio a Benevento, da una vittoria rotonda in casa 3-0 sul Brindisi, una squadra con dei corridori temibili, degli esterni d'attacco potenzialmente in grado di mettere in difficoltà la retroguardia del Catania. Lucarelli ha fatto delle mosse semplici, ha messo un terzino marcatore come Castellini al posto di Mazzotta, ha dato fiducia a Filippo Lorenzini, che quando è chiamato in causa, a mio avviso, dimostra sempre di essere un esempio di attaccamento alla maglia. In mezzo delle situazioni semplici, più che altro per tenere il possesso palla e stare, diciamo, in una posizione di attesa per poi quello che sarebbe stato il raccolto del secondo tempo. Rocca, che sempre di più sta entrando nei meccanismi ed esegue quello che gli chiede l'allenatore, e poi chiaramente nel secondo tempo col Giuliano spompato per aver speso tantissimo nel primo tempo, Catania che piano piano ha cominciato a crederci, la terza palla inattiva, Curado che ruba il tempo al marcatore e crea questo assist per Di Carmine, che fa quello che sa fare, cioè buttarla dentro quando gli si è data la possibilità. È chiaro che il Catania non ha risolto il cronometro ad Alessandro, stava per scattare la munizione. L'ultima è che ovviamente non ha risolto di incanto tutti i problemi, sarebbe utopia dire questo, ma sicuramente ha imboccato una strada che fino a qualche giornata fa sembrava assolutamente inaccessibile. Sono le 8.52, le 20.52 per dirla con diciamo H24, oppure le 12 ore. Potevo esplorare un altro aspetto. Esploriamo un altro aspetto, poi volevo vedere le considerazioni tecniche e tattiche di Carlo, e poi volevo fare un breve passaggio ovviamente da Naomi, perché così abbiamo i primi contatti con chi ci segue da casa, e se la regia mi dà un'esterna che è già collegato, però soltanto le immagini, vorrei farvi vedere una cosa. Vediamo un po' se riusciamo a vedere questo collegamento. Eccoli qui, fra poco arriviamo da voi, carissimi cugini, fra poco siamo da voi. Allora, le considerazioni di Angelo, poi andiamo da Carlo, sentiamo Carlo anche l'aspetto tecnico. Alessandro è stato bravissimo nel valutare un aspetto romantico che appartiene al mondo del calcio. Io volevo invece esplorare l'aspetto legato ad un'isteria che in un certo momento aveva colpito i tifosi del Catania, alcune penne, alcune tastiere che si erano immediatamente riversate spiegando le ragioni contro Grella, spiegando le ragioni contro una dirigenza incapace di gestire un campionato di Serie C. È vero, il Catania ha sicuramente nella gestione all'inizio di quest'anno commesso degli errori, ma ricordiamoci che è l'unica società che ha potuto gestire questa squadra, che ci ha portato in Serie C1, che ha condotto un campionato vincente senza seconda in classifica, e che all'inizio di questa stagione si è trovata a fare delle scelte, a volte sicuramente avventate col senno del poi, ma comunque ragionate. Ieri, al fine di sottolineare un aspetto che per me rimane importantissimo, 3/5 della difesa appartenevano a quella gestione dello scorso campionato che è stata voluta da Grella, che è stata voluta da Carra, che è stata voluta da Laneri, finché c'è stato, perché ci stiamo ritrovando in questa stagione un portiere come Beters, che era un illustre sconosciuto la scorsa stagione ed oggi è sotto i riflettori di squadre importanti. Lorenzini, Alessandro ne ha parlato bene, un giocatore sempre presente in un contesto anche di estrema difficoltà. Ricordiamoci che ieri l'attacco del Giuliano attaccava con
tanti uomini e in tanti erano in grado di poter fare gol. I due esterni fortissimi, centrocampisti che segnavano, forse l'unico aspetto era proprio il centravanti titolare che ancora è a secco di gol dopo 15 giornate. Ma non è un centravanti collifero, è un centravanti che apre gli spazi. È un centravanti di raccordo. E ieri non ci siamo accorti che Lorenzini, che Beters, che Castellini erano giocatori di un campionato nazionale dilettanti che l'anno scorso abbiamo vinto. E quindi evidentemente non tutto è stato sbagliato. Stiamo riscoprendo un giocatore come Rocca, che è un giocatore che era scomparso dai radar sotto l'era Tabiani. Stiamo rivedendo la bontà di un attaccante come Di Carmine, che tocca 2 palloni, anzi ne tocca 3, e fa un quasi gol con una parata miracolosa nei primi 45 minuti. Che non è stata inserita negli highlights. Purtroppo negli highlights è un gol importante. E quindi evidentemente non tutto era così fortemente sbagliato. Ovviamente era sbagliato l'impianto e la scelta dell'allenatore, ma l'arrivo di Lucarelli, ne ha parlato già Alessandro e non mi voglio ripetere su questo aspetto, però come cambiano, no, le dinamiche anche di chi ascolta, di chi commenta e di chi segue il calcio. A volte un po' di prudenza da parte di tutti quanti, tifosi, colleghi giornalisti, noi stessi, non sarebbe male. Allora, abbiamo sentito Padane, prima di Carlo vorrei andare da Naomi. La prima raffica. La prima raffica, La prima dai. raffica di WhatsApp. Partiamo intanto con questo. Buonasera a tutti. Quando ho segnato il Catania ho svegliato mezzo condominio a Venezia. Solo Catania, unico amore. Almeno svegliamo pure al nord, che di solito invece le urla si svegliano i bambini soltanto nei condomini qua di Catania. Buonasera a tutti. Sono sempre più convinto che se Lucarelli fosse venuto prima un paio di punti ce li avremmo avuti. Io nel frattempo ho corretto in itinere Ma questo non poteva. messaggio. Va Naomi bene. non poteva perché allenava la Ternana, quindi Non era possibile. dove è finita l'esperienza a Terni è iniziata Non quella sarebbe a stato Catania. Fatalismo di possibile. Carlo Breve. Tutto un perché Di nella Carlo- vita. Vai. Finalmente si vede il grande Catania, scrive Tony Dalineri. Buonasera a tutti. Alla luce del nuovo modulo di Lucarelli, il 4-2-3-1, uno come Giovinco non avrebbe fatto comodo? Grazie e forza Catania. Vi lascio Anche subito no. questo quesito. Allora, Anche no. vorrei sentire brevemente Carlo, le sue considerazioni, e poi faccio un passaggio, vado dai cugini e dopo torneremo in studio perché abbiamo anche da vedere altro e quindi cerchiamo di accelerare. Dai. Allora, le mie considerazioni sulla partita di ieri: Lucarelli la vince durante la settimana, la vince nel pre-partita, nella comunicazione, la vince nella presentazione della gara. Durante la settimana prova sicuramente, studia bene il Giuliano, che è una delle squadre più in forma del campionato, sa che hanno 2 esterni d'attacco velocissimi, rapidi, sa che non deve dare campo al Giuliano, abbassa il baricentro della squadra con intelligenza, tiene davanti Di Carmine con Rocca che galleggia tra i 2 difensori centrali e il play, e decide quindi di non attaccarli alto. Questo è un atteggiamento intelligente, di non prosopopea, cosa che ha avuto invece l'allenatore avversario. Decide di attaccare forte il Catania, decide di andarlo a pressare, sa del momento di difficoltà psicofisica del Catania, decide di andarlo a pressare alto, spende quasi tutte le cartucce nel primo tempo, nel secondo tempo non ne hanno più. Esce fuori la maggiore qualità del Catania. Io non ho visto tirare in porta per la prima gara una squadra avversaria contro il Catania. Non sono mai stati pericolosi, tranne in quella situazione che ha chiuso dove sul Boa tiro ha chiuso bene. di Giorgione. Quindi ho visto una squadra veramente in grande solidità. Il Catania non ha concesso praticamente nulla e ha colpito nel momento Ideale. giusto, ideale. Dopo che loro avevano fatto i 3 cambi ancora più per sbilanciare la squadra, Bertotto mette 3 giocatori più offensivi rispetto a quelli che aveva, Lucarelli non cambia nessuno fino al 75esimo, fa il segnale, mette una punta per un centrocampista, un segnale forte sullo 0-0, non ce lo sarebbe aspettati quasi nessuno. Mette Berardocco. Non è la mossa che fa vincere la partita, ma è un segnale, dice alla squadra: la possiamo andare a vincere. Complimenti a Cristiano Lucarelli. Per completezza mette al 21esimo del secondo tempo Berardocco,
che diciamo era il regista titolare al posto di De Rosa, e De Sena, l'attaccante insomma tra i più prolifici di questa stagione, al posto di Ovisak, e lì in quel frangente matura il gol. E chiudo, appena va in vantaggio, a 6-7 minuti dalla fine Ha due occasioni nitide per fare il secondo gol. si blocca, mette anche il pullman dietro perché si mette a 5 con 5 difensori, Ma non rinunciando con ad attaccare, a non ripartire. rinunciando ad attaccare, mette 5-3-2, perfetto per Mettere in cassaforte. per bloccare gli ultimi assalti che non ci sono stati del Giuliano, quindi veramente una partita esemplare. Allora, dicevo Condivido. che fra poco torniamo a questo tavolo, adesso torno di nuovo ad aprire il collegamento con i cugini, li presentiamo, li abbiamo fatti vedere prima, sono Antonio, Francesco e Marco, che tanto buonasera ragazzi. Grazie per la linea, dottor Gagliani. Vabbè, uguale. pelato, alto. Stessa cosa. Ma siete cugini anche nella vita? Noi due sì, sono lui escluso. è acquisito. Allora ragazzi, fra poco, intanto c'è un messaggio che fra poco vi faremo anche insomma vedere, scorrere tra quelli che arrivano qui alla nostra WhatsApp line. Che cosa ci riserverete? Dateci un'anticipazione di quello che ci farete vedere Sei stasera. troppo serio quando c'è. Che cosa ci faranno vedere? Oh, Pavanelli? perfetto. Vediamo e Oh. sentire. Parla Vedere come e mai. sentire, Esatto. dai. Quindi diciamo una preview, Un'anteprima, sì. Faremo una nostra rassegna stampa con quotidiani di eccezione, Ah. Il chiacchiere dello sport, il resto del librino, per insomma, dire cose- qualcuno, ma soprattutto faremo ascoltare le pagelle. le Ah, famose. quindi c'è concorrenza per te, Alessandro. Ragazzi, togli i minuti a Patanè. qualche minuto da togliere a Patanè ci sta. Esatto, vabbè, perfetto. L'obiettivo. Mi sembra anche corretto. Per le pagelle vi raggiungo. Vabbè. Allora, restate tutti lì perché ci fermiamo adesso e dopo apriamo il collegamento con Luca Carra, con il direttore generale del Catania. A fra poco con Corner. Siamo di nuovo insieme a Corner, allora come promesso ci colleghiamo adesso con il direttore generale del Catania, Luca Carra. Buonasera direttore, grazie di essere con noi a Corner. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Buonasera. Allora, Patanè, Iasindi, Buonasera Luca. Anche i nostri Buonasera. telespettatori con i le nostri domande. telespettatori da casa, ci mancherebbe. Posso entrare subito nel vivo del periodo che avete trascorso, un inedito periodo di crisi dopo un approdo a Catania super vittorioso e vincente, e poi c'è stata da gestire la crisi. Come l'avete vissuto il periodo e come pensate di averlo risolto, e se è una soluzione definitiva o ancora avete qualcosa su cui puntare? No, di lavorare non si finisce ovviamente mai. Il periodo di crisi purtroppo ogni tanto capitano nel mondo del calcio, dovuti a fattori diversi, non sempre è così semplice individuare una sola causa. L'abbiamo affrontato cercando di lavorare, cercando di andare a analizzare quelli che erano i problemi, che non erano riferiti solo a quello che era l'allenatore, ma l'importante è cercare di capirli il prima possibile e cercare di porvi rimedio. La soluzione che abbiamo trovato in questo momento è, a parte il cambio del mister, che sicuramente non è un mister che è arrivato per stare qui 2 mesi, ma è una soluzione che noi vorremmo fosse la più lunga possibile per mantenere il mister qui con noi a Catania, e comunque si continua ogni giorno ad analizzare quelli che possono essere problemi e cose per poter migliorare la società e farla crescere. Essendo una società ancora giovane, ci sono ancora tante cose da fare. Le idee, vado direttamente su Lucarelli, le idee coincidono su quella che può essere invece la funzione extracampo di un allenatore come Cristiano Lucarelli, che da sempre ha avuto la volontà di essere un allenatore e un manager della squadra. Come si sposano con le vostre professionalità? Mi riferisco a quella tua, sua, di Carra, quella di Grella, con una presidenza che comunque vi osserva e vi monitora H24. Ma no, Lucarelli ha questa volontà, e credo che sia caratterialmente che per le competenze lo possa fare.
Io in tutte le società non è che ci vuole solo una persona brava e tutti gli altri che fanno. Secondo me se si è allineati con l'obiettivo che vuole poi la proprietà e si lavora insieme è più facile ottenere risultati. Alessandro. Sì, buonasera Carra. Buonasera. Volevo sapere con l'ingresso nel CDA di Marc Bresciano che tipo di proiezione ci dobbiamo aspettare a livello societario e che tipo di contributo da un punto di vista calcistico può portare in dote Marc Bresciano. Marc Bresciano ha un'esperienza non solo da calciatore, che ha ottenuto grandissimi risultati come Vincenzo Grella, ma lui ha fatto parte anche della federazione australiana di calcio, ha avuto anche attività extraprofessionali che sono più manageriali, non semplicemente limitate a quello che è il mondo del calcio, ma di fatto il suo ingresso in CDA non è stato altro che una formalizzazione di un impegno che Marc aveva fin dall'inizio con Pelligra e con il Catania, tant'è che anche lui ha detto che è stato molto influente anche lui su Pelligra per riuscire a convincerlo ad investire su Catania. Quindi Marc ha tantissime competenze, è una persona molto seria e preparata, e credo che, come faceva già l'anno scorso, anche se ancora non era stato formalizzato il suo ingresso in CDA, potrà dare tantissimo contributo. E volevo invece chiederle che prospettive ci sono sugli investimenti infrastrutturali del gruppo Pelligra a Catania. Insomma, siamo a 1 anno e mezzo circa dall'arrivo del gruppo Pelligra a Catania. Lei mi insegna che qualsiasi progetto imprenditoriale non può prescindere da investimenti sul territorio di carattere extracalcistico, vista la tipologia di attività che svolge la Pelligra Group. Da questo punto di vista... Allora, Sì, prego, l'ascolto. No, cioè nel senso, su quelli che sono gli investimenti extracalcistici so che il Presidente li sta valutando, ma io non me ne occupo, perché io seguo il Catania e non il gruppo Pelligra Italia, quindi lì sono investimenti che sta valutando lui, e insieme ai suoi manager australiani valuteranno quali possono essere quelli più interessanti per loro. Non è comunque semplice investire, visto che si parla di tanti milioni da un giorno all'altro senza prima fare delle valutazioni, e visto che loro fanno questo di mestiere, prima di decidere di un investimento devono fare dei business plan, devono capire quali possono essere i ritorni e quali possono essere gli investimenti da effettuare. Però ripeto, io non sono aggiornato sugli ultimi passaggi perché non me ne occupo. Un'altra cosa invece che esula, diciamo, dall'aspetto strettamente calcistico legato al calcio Catania, ma lo lambisce perché il 16 dicembre ricorrerà il primo anniversario della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Sì. Io vi chiedo se è possibile insomma, dare un riconoscimento diciamo ufficiale, formale, al ricordo di Sinisa col Catania, magari inserendolo nel murales alle spalle della tribuna B, tra i personaggi storici che meritano di essere ricordati, seppur un'esperienza breve a Catania da parte di Mihajlovic, ma fu un periodo meraviglioso. Non so se è d'accordo e che cosa si può fare. Non ho nulla in contrario, bisogna solo capire chi ha fatto i murales e capire se si può fare. Comunque purtroppo Sinisa è venuto a mancare l'anno scorso in un momento che doveva essere conviviale con voi, anche perché eravamo allo stadio il giorno della sua scomparsa, e al di là di quello che lui ha fatto a Catania, del ricordo eccezionale che ha lasciato nei tifosi e nella città di Catania, anche il nostro vicepresidente Grella era molto legato a lui, e se vi ricordate ci fu anche un momento di commozione proprio nel momento in cui lui doveva parlare per cercare di fare quelli che dovevano essere degli auguri di Natale, che poi alla fine si erano trasformati, diciamo, in un momento di tristezza un po' condiviso da tutti. Quindi Sinisa è stato un grande, lo ricordiamo, e se si può fare qualcosa molto volentieri. Infine mi chiedono da casa attraverso la messaggeria, in quale zona di Catania verrà aperto il nuovo Catania Point? Sarà in centro, vicino al Duomo.
dietro al Duomo, diciamo. Grazie. Non possiamo non parlare con il direttore Carra anche delle infrastrutture che riguardano il Catania, ci riferiamo a quelli che possono essere i campi per gli allenamenti. In questo momento il Catania ha trovato una casa, lo sappiamo, è il Massimino, c'è il Cibalino, però evidentemente è poco, sta stretta questa sistemazione, immaginiamo al Catania, anche perché ci sono le formazioni giovanili, c'è una formazione femminile di squadra di calcio, insomma c'è un progetto su cui state lavorando, possiamo dare delle indicazioni a chi ci segue da casa, ai nostri telespettatori, in che direzione si sta andando? Allora, innanzitutto le indicazioni sono quelle che aveva dato già il vicepresidente qualche mese fa. Noi stiamo cercando quello che può essere... Pronto? Sì, sì. Sentiamo, sì. Quello che potrebbe essere il terreno migliore per realizzare un progetto che abbiamo in mente per quello che può essere il centro sportivo del futuro. Nel frattempo abbiamo iniziato e continueremo ad investire su Nesima per poter dare anche al settore giovanile e alla femminile un centro accogliente, un centro che sia performante per tutte le esigenze del settore giovanile. Il Massimino in questo momento insieme al Cibalino ci stanno dando una sede per la prima squadra, e anche in quel caso poi faremo degli investimenti sullo stadio per migliorare anche le infrastrutture per quello che riguarda la parte relativa alla squadra e agli allenamenti della squadra. Non è finita, abbiamo affittato una casa in via Etnea, una palazzina intera per poter ospitare i ragazzi del settore giovanile, le ragazze della femminile che non vivono a Catania, che vengono da fuori, per fare una foresteria. Stiamo cercando di crescere un passo alla volta su tutte quelle che possono essere le necessità della società, per dare una casa a tutte le squadre, non solo alla prima. Avete individuato comunque già un ventaglio di terreni, di posti dove può sorgere l'idea? È quella di realizzarlo vicino a cosa? Vicino agli aeroporti, vicino alle infrastrutture? L'idea è quella di stare vicini alla città, poi ce ne possono essere già 2 o 3 che abbiamo visionato, poi bisogna capire a livello anche burocratico, a livello di destinazione d'uso, quali possono essere le condizioni migliori per quello che noi abbiamo in mente di realizzare. Comunque vorremmo rimanere vicini alla città. Posso osare dicendo che Torre del Grifo è lontana anni luce da quello che potrebbe essere un progetto realizzativo da parte della Pelligrad Group? Torre del Grifo è un centro che, come sappiamo, era un centro d'eccellenza. In questo momento la richiesta che è stata fatta dalla curatela la riteniamo elevata per quello che è il valore attuale del centro, visto che in 2 anni, non avendo fatto manutenzione, c'è stato anche molto degrado, e quindi ci sarebbero poi degli altri investimenti da fare per rimetterlo in condizioni utilizzabili da parte di tutti. Però vediamo, nel senso che se dovessero andare deserte le prime aste, ci fossero dei ribassi, potremmo pensarci. Sul vecchio logo invece chiedono in tanti. Il vecchio logo, abbiamo preparato la manifestazione di interesse da presentare alla curatela, che faremo prossimamente, poi dipenderà da loro fare le valutazioni che riterranno più opportune, e se accoglieranno la nostra richiesta procederemo. Altri chiedono invece se già mercoledì il tabellone luminoso sarà pienamente funzionale, il nuovo tabellone luminoso del Massimino. Credo proprio di sì, ho visto stasera le ultime prove con i programmatori dell'azienda che l'ha installato, sembrava tutto funzionante, quindi a meno di sorprese dell'ultimo minuto dovrebbe essere funzionante già mercoledì. C'è molta curiosità da casa anche per il Cibalino, perché è una struttura importante nell'economia proprio del lavoro settimanale della squadra. Magari il pensiero è che se si possa un giorno magari assistere a questi allenamenti ci sarà la possibilità di mettere dei seggiolini per essere più comodi, ecco, mettiamola così. Questo è un intervento che abbiamo già programmato, e tra l'altro il mister Lucarelli già in una delle prime conferenze stampa ha detto che a lui piacerebbe fare qualche seduta di allenamento aperta anche ai tifosi, quindi avendo le tribune al Cibalino non c'è nulla che lo possa impedire. Il Memorial Angelo Massimino verrà ripristinato, ci chiedono alcuni tifosi.
Ma adesso questo ancora sinceramente è un argomento che non abbiamo affrontato, però nel momento in cui avremo tutte le strutture disponibili come campi sportivi e spogliatoi, si possono creare tante iniziative, non solo quello, che sicuramente è un memorial per ricordare un grandissimo presidente che è rimasto nel cuore di tutti i tifosi, un presidente d'altri tempi davvero, che era davvero tifoso di una squadra come ce ne sono stati tanti altri in quegli anni, però si può aprire anche ad altre iniziative da fare insieme alle scuole. L'ultimissima, quella problematica relativa ad alcuni abbonati di Curva Sud che avevano la visuale, diciamo, ostruita, è stata risolta oppure è in corso? Allora, adesso ce ne sono stati vari che ci hanno segnalato problematiche di quel tipo. Già il Comune ha iniziato dei lavori per togliere alcune grate che impedivano la visuale. Per quello che riguarda la parte invece dei vetri, credo proveranno a pulirli inizialmente. Nel caso in cui non si potesse raggiungere un risultato discreto, si potrà anche pensare di cambiarli. Mi pare che ci siamo, dobbiamo ringraziare perché abbiamo rispettato anche i tempi con il direttore Carra, è stato disponibilissimo come sempre, ci auguriamo di averlo magari in studio una di queste sere qui a Corner. Volentieri. Bene, grazie, buon Buonasera. lavoro perché Buonasera. Buonasera. di lavoro ce n'è tanto. Buonasera a tutti. Buona serata, grazie, un brevissimo passaggio da Naomi per i messaggi da casa. Allora, scrivono ora su Lucarelli s'accolla gli ultimi 10 minuti delle partite per far rifiatare Di Carmine, siamo a posto. Della serie, l'allenatore che gioca pure, che proprio si sente la squadra. Il mio ragazzo, scrive Antonio, ogni volta che segna il Catania mi fa spostare il cuore poiché urla fortissimo gol. Vedi il lato positivo, almeno un ragazzo ce l'hai. Buonasera, forza Catania, sempre secondo me il Catania riuscirà a risalire fino al primo posto. Raffaele, saluti a tutti, soprattutto Nomi e Patanè. Come mai? Questa va bene, ciao, ciao. Da parte mia e di Patanè. Grazie. Poi, sera, è cambiata la musica, adesso ce la giochiamo con tutti. Buon ascolto, puntini puntini, Alfredo. Poi ci sono tanti messaggi per i cugini. Forza cugini, un saluto da Serena e Angelo. Invitate i cugini tutti lunedì, sono troppo forti, scrive Luigi Panetto. Ancora, vogliamo sentire le pagelle, arriveranno le pagelle. Buonasera. Quali? Ah, Quelle nostre, ecco, quelle perché già dei c'è cugini. Palesindi in Pagelle a preda alla confronto. gelosia per questa cosa delle pagelle. Quali? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Faremo vedere tutte e due le pagelle di Patanè e le pagelle dei cugini. Allora io devo dire ai cugini, state lì un attimo, preparatevi perché fra poco vengo da voi, perché adesso andremo a leggere questa rassegna stampa che è piuttosto, diciamo, interessante. Lo chiedo anche a Naomi che ci assisterà anche in questo, ci darà una mano importante, e vorrei sentire anche Carlo perché ieri tu hai sottolineato come questa squadra più volte, l'hai detto, è stata, lo ha ribadito anche Lucarelli, capace di soffrire poi improvvisamente nel secondo tempo, quando si è spenta anche l'energia fisica del Giuliano, è uscita fuori con quelle che sono le sue caratteristiche, no? Le caratteristiche che sta improntando Lucarelli. Quali sono secondo te gli accorgimenti ulteriori che si potrebbero fare? In quale fase, Angelo? Io mi riferisco alla fase intanto lì in mezzo al campo, perché in mezzo al campo... in questa fase. In questa fase là. Io credo che squadra che ha raggiunto un assetto che ti dà delle certezze non va sicuramente cambiato né il sistema di gioco né tipo di giocatori. Nel momento in cui tu vuoi affrontare una partita, magari affronti una partita d'attacco, domenica contro il Francavilla, magari puoi scegliere Mazzotta per Castellini, ecco, ci potrebbe essere questo turnover, ma mercoledì ci sarà la Coppa e vediamo come usciremo da questa Coppa, come la squadra uscirà dal punto di vista fisico. Ci sarà spazio magari per Rapisarda, per Mazzotta. In mezzo Abbiamo al campo, preparato delle abbiamo preparato probabili delle formazioni, grandi. le vediamo. Fra un po'. in mezzo al campo le alternative in questo momento sono poche, perché mancando Ladinetti e Rizzo ci sono Zanellato e Deli, credo che sicuramente saranno utilizzati anche loro in Coppa. Per domenica prossima credo che Lucarelli si vada ad affidare alla squadra che ha ben fatto e ha dato certezze in queste due domeniche senza cambiare tanto, ecco. Dalla cintola in giù è tutta quanta confermata. Lì davanti, diciamo, Sì. confermata, ci può essere qualche cambio.
secondo me sul terzino sinistro, che magari vuole qualcuno che spinga di più, e Mazzotta potrebbe essere l'ideale. Poi vediamo se Silvestri sarà in condizione di riprendere il posto da titolare. Anche se ieri Carlo è stato bravissimo nell'individuare le ragioni tecniche del perché Cristiano Lucarelli ha messo Castellini, Sì. Un giocatore che gli dava garanzie. Io, avendo fatto insomma il terzino sinistro per tanti anni, quando incontravo un mancino mi dava fastidio, perché chiaramente entrava dentro al campo sul mio piede debole. Quindi mettere un terzino, un destro a sinistra, sicuramente favorisce la marcatura di un mancino, quindi ineccepibile la sua scelta. Allora, adesso vediamo la rassegna stampa. Parola a voi, cari cugini, con attenzione, perché vi deve seguire Naomi, quindi fate attenzione, non andate veloce. Piano. Con calma, ragazzi, con calma, dai. Se Padanello permette. Permette. Vabbè, ci proviamo. Ci hanno detto che abbiamo poco tempo, all'incirca un ventesimo di un intervento medio di Ma Padanello. magari un ventesimo. Più o meno. Lo imbavaglio io, andate. Cominciamo la nostra rassegna, vai Naomi. Con il cantiere dello sport. Diciamo il nostro. Con sede legale in via Plebiscito, se non ricordo. Esatto. Allora, il titolo è: il Catania comincia la chianata col Giuliano. Sperando di arrivare in piazza Dante vincitori. In Campania gli Etnei vincono per la seconda volta di fila in zona Lucarelli. Saliamo su e vediamo che già i primi problemi al maxi schermo. Come diceva Carra, che lo stiamo inaugurando, vediamo, Esatto. ci sono primi problemi. Eh sì, perché durante il collaudo tecnico il software installato è stato testato più volte, poiché le immagini risultavano costantemente poco fluide o a scatti. Dopo diversi riavvii ed aggiornamenti è emerso che la causa della lentezza era dovuta al fatto che venivano visualizzati frammenti di gara contenenti fraseggi risalenti all'era Tabbiani. E scendiamo giù, possiamo vedere il commento di Lucarelli. E parola ai mister. Esatto, dopo la gara con i Campani. Ai ragazzi ho detto che per vincerla avremmo dovuto giocare come gli avversari prima del mio arrivo, e così è stato. Noi con un tiro e un gol e gli altri con 0 tiri in porta. E così è stato. L'allenatore di Giuliano Bertotto: sono stati 2 gli episodi che ci hanno condannato: l'angolo regalato a 10 minuti dal termine e l'avvento di Lucarelli 2 settimane fa. Che gli è costato caro. Invece Ragazzi, anche ma sono questo bravi, siete proprio bravi. Bella questa Giuliano premiato dalle Cambiente. La squadra campana è stata insignita per aver raggiunto risultati importanti nel campo dell'inquinamento visivo, grazie al fatto di utilizzare solo 4 lampadine nei suoi riflettori. In campo di fatto non si vedeva nulla, ma sugli spalti era possibile osservare Saturno e il pallone in orbita calciato da Blondé contro il Siena. Ancora gira in orbita. Se andiamo a destra, Naomi, Andiamo a destra, parliamo proprio del Cibalino. Esatto, parliamo del Cibalino. Gli allenamenti del Cibalino. Dopo solo pochi giorni dal primo allenamento è stato istituito un comitato dei condomini di via dello Stadio e via Ferrante Aport per chiedere il risarcimento dei vetri rotti e delle finestre danneggiate dai lanci di Lorenzini. Sono problemi. Noi passiamo al resto del librino adesso. Che è una famosa... Ma c'era l'infortunio di Ladinetti che era molto da ridere, eh? Vai, Noi siamo spaventati per il tempo. Il tempo, diciamo che però dai, era fantastico. ormai leggiamo anche questo, dopodiché passiamo. È breve come Carlo. È breve. Allora, svelato il motivo dell'infortunio a Ladinetti, pare che il centrocampista sia entrato in un bar della Zelisa ordinando un latte d'avena macchiato con ginseng, equo solitale, e mezza brioche vegana, e ne si è uscito con un ginocchio frantumato. Gli è andata pure bene. Gli è andata anche bene, diciamo. Potevo finire peggio. Adesso vediamo la prossima, dai, la prossima Il videata. resto del librino. Questo librino è fantastico. Già il titolo è la famosa fantastico. tessera giornalistica alle pendici del Palazzo di Cemento. Dove c'ha le fondamenta. Esatto. Allora, il titolo è: il Catania e Cristiano scacciano il Giuliano. Il Catania vince la seconda partita di fila e sembra finalmente essersi calato nella realtà della Serie C, fatta di sudore, lotta e coppa. Soprattutto coppa. Oscuro, proprio coppa. Senza capire. Esatto. Andiamo più giù che c'è poco tempo. Le interviste post gara. Dall'altra parte. A sinistra, ok, Esatto. più giù, perfetto. Grande. Le interviste post gara. Zammarini rivela:
In settimana ci alleniamo di più ad andare sul fondo per conquistare un angolo che a tirare in porta. E va bene così. Castellini mixed con. Facciamo battere tutti gli angoli a Chirico, così si abito a passare la palla. Mi sembra una cosa giusta. Zanellata alla Stampa Campana. Il buio di Giuliano, nella squadra locale vi era alta tensione. Ok. Ora passiamo a destra. Passiamo a destra. E questa settimana in edicola con il resto del librino c'è una cosa particolare, un po' più su per favore. Vai, Naomi. Abbiamo un omaggio che è in uscita il primo libro di Mister Tabbiani. Uno, nessuno, 100.000 passaggi in orizzontale. Sarà un best seller questo. Per chiudere la chiosa del mitico direttore Pittera che dice Pittera, scusa, è uscita Pittera. alla nord, è uscita. Come può tagliunnare un allenatore del genere? E con questo io direi di passare alla nostra testata. Abbiamo anche una testata scientifica che si chiama Figlia Focus, tenuta a cura del mitico Nino Sbamba, questo lo volevo dire che ci tengo. E allora, infortuni e condizioni fisica precaria, a cosa sono dovuti? O cosa erano, speriamo. Speriamo. Allora, perché i muscoli dei calciatori sembrano essere fatti di ricotta? Si ipotizza che la seduta infrasettimanale del vecchio preparatore atletico, fatta di carichi pesanti, carichi leggeri e carichi a botte, non di carichi pendenti, ha fatto sì che intorno al 60° minuto di gioco i calciatori si sciolgano come il grasso di un pittinicchio nel popò. L'ultima, mi sa siamo in basso a destra. Esatto. In basso a destra. In basso. Scorri un po', perfetto. Esatto. Questo diciamo che se no è importante. Era Tabbiani a portare Spiga? Pare che la decisione di esonerare il tecnico sia nata dopo un summit a Santa Venerina tra Grella, Carra, che abbiamo visto prima, il mago del potere e il mago Giusa. Un summit a cui avremmo voluto partecipare anche noi. Ragazzi, grazie, fra poco torniamo da voi, poi per le pagelle. Abbiamo il tempo, visto È che vero, Mago Giusa era veramente a Santa Verena. C'è studio. Bravo, c'è una voce di bravi, ricerca. davvero. Dobbiamo andare adesso a vedere il 3-2-1 per vedere cosa fanno anche gli altri, perché Tra l'altro ci sono anche partite in corso, ci mancherebbe. Allora vediamo nel racconto di Francesco Triolo che cosa succede lassù in attesa dei risultati poi anche delle partite che si giocano stasera. Più forte delle assenze, della pioggia, di un terreno di gioco al limite della praticabilità, di un avversario con l'acqua alla gola contro il Messina, la Juve Stabia torna alla vittoria dopo 2 pareggi consecutivi, mantenendo il solco di 3 punti nei confronti delle immediate inseguitrici. Lo fa grazie ad una prestazione di carattere gagliarda, il gol di Bellic trovato in mischia, una di quelle vittorie che hanno un peso specifico doppio, con la Juve Stabia che ha difeso con ordine senza mai rischiare, sbagliando anche il secondo gol, una di quelle vittorie insomma che può dare grande entusiasmo in quello che è un cammino non preventivato alla vigilia, e forse questa può essere l'arma vincente del gruppo di Guido Pagliuca, che adesso ospiterà il Benevento per i Sanniti, probabilmente l'ultima opportunità per riaprire il campionato per la Juve Stabia, l'occasione per iniziare a confezionare il primo posto in vista della pausa natalizia. Se la Juve Stabia poteva essere intesa come una meteora, che dire del Picerno? I lucani hanno vinto anche contro l'Avellino grazie alle reti di Murano e Sant'Arcangelo, quinta vittoria consecutiva, 8° risultato utile, un successo ottenuto anche qui in condizioni non semplici con diverse assenze, la possibilità per Longo di effettuare appena 4 cambi, ma tutto compensato da cuore e carattere, così adesso dalle parti dello Stadio Curcio c'è la vera sorpresa del campionato che si gode il momento, che pensa di partire in partita e vuole raggiungere prima possibile i 42 punti per la salvezza. Ma come ha detto il suo allenatore, poi si penserà ad altro, una mezza bugia, visto che a Picerno già adesso stanno iniziando a sognare, e come non farlo con questo ruolino. La sfida del Curcio, se da un lato lancia il Picerno, dall'altro butta giù per terra l'Avellino, che dimostra di essere per adesso una brutta copia di quella squadra in palla vista dopo l'avvento di Pazienza sulla panchina degli Irpini. Sono i numeri a dare l'esatta idea del momento no dei campani, alla seconda sconfitta consecutiva. In 2 gare hanno incassato 5 reti, tante quante prima ne avevano subito, e in 13 partite 11 di campionato e 2 di Coppa Italia sono i segnali arrivati dalle sconfitte con Giuliano e Picerno, però a preoccupare maggiormente di nuovo sotto nel primo tempo, con la necessità di rincorrere l'emergenza infortuni, un inevitabile affanno. A Pazienza serve recuperare subito i difensori senza dover adattare altri giocatori per ritrovare l'equilibrio, perché adesso i punti dalla Juve Stabia sono 6 e alla prossima contro la Turris non si può più sbagliare.
Ripartiremo proprio dalla classifica subito dopo questo break, questa sosta pubblicitaria. Rieccoci di nuovo in studio, lo riprendiamo, avevo detto ripartiamo dalla classifica, una classifica provvisoria ovviamente, in attesa delle partite che si giocano, questa... In corso di svolgimento. In corso di svolgimento. Possiamo dare qualche indicazione, Alessandro? Allora, Benevento Monterosi 2-0. Bene. Virtus Francavilla Brindisi 1-0. Casertano in vantaggio a Taranto 1-0. Quindi, insomma, sono già delle indicazioni importanti. Vediamo allora la classifica in attesa dei risultati finali. C'è questa Juve Stabia che sta lì in testa, 32 punti, più 3 rispetto al Picerno, che è una grande sorpresa. Poi l'Avellino che ha subito una battuta d'arresto rispetto al brillante, diciamo, possibilità di ripresa con Pazienza. Vabbè che, insomma, però si è distaccato adesso. La rimonta poi la paghi, certo, cioè, perché insomma, i negativi arrivano per tutti, però insomma il Catania adesso, che da Patanè, è a 21, no? Siamo a -8 in questo momento, il Catania è a -8 dal secondo posto. Se mi permetti, io guardo il -11 alla Juve Stabia e ti dico perché. Angelo, non è che... mi piace essere visionario nelle cose, perché se non sei un po' visionario perdi probabilmente il senso della passione che mettiamo nel fare le cose. Io reputo che Cristiano Lucarelli ha nel suo DNA, anche nella sua storia calcistica, il fatto di avere inanellato una serie di successi consecutivi. Il secondo ovviamente non saranno tutte le partite come quella giocata ieri col Giuliano, come la prima del suo esordio, però reputo che il Catania possa davvero tentare una rincorsa. So che è una follia, può sembrare un'utopia, però sappiamo che tutte le squadre in campionati così complicati hanno dei momenti di flessione, i momenti non durano una partita. Io mi auguro soltanto che il Catania il momento di flessione lo abbia vissuto e ce lo siamo lasciati alle spalle. Qual è la differenza fra il Catania e altre squadre? Diciamo che il Catania non ha avuto un momento di flessione, ha momento, mancato l'inizio del campionato, che è una cosa diversa. È un eufemismo per dire che è stato un lungo via vai di emozioni negative. Però da questo momento in poi può sorgere... Scusami Angelo, solo perché ci chiedono perché non gioca Chiarella. Chiarella era convocato per la partita di Giuliano, non è andato in panchina perché aveva 38,5 di febbre. Si spera di poterlo avere disponibile per mercoledì in Coppa Italia. E fa un po' la chiosa con quello che era il ragionamento che abbiamo fatto all'inizio. Esatto. No, che abbiamo fatto all'inizio. Un Catania che deve crescere molto sotto il profilo della fase offensiva e la capacità di realizzare con continuità. È stato uno degli investimenti più importanti. E potrebbe essere una scelta importante da un punto di vista tecnico e tattico anche la sua presenza. 4-2-3-1 è perfetto Chiarella, Angelo, un giocatore che può giocare Chiarella sia a destra che a sinistra e fare le due fasi con continuità. È stato uno sforzo e un'intuizione che secondo me il Catania valorizzerà nell'arco di questo campionato, perché Chiarella davvero è uno di quei giocatori che può fare la differenza. Allora, io penso che si può puntare dritti a posizioni di vertice in questa classifica. Il Catania ha un'arma che tutte le altre squadre che stanno lì a sinistra non hanno. 18.000 spettatori, 20.000. Oggi mi è arrivato il messaggio dell'addetto stampa del Catania, responsabile Angelo Scaltriti, dove si dà la possibilità a chi ha già l'abbonamento di avere la prelazione per i costi, per i biglietti, per gli amici. Ecco, è uno stadio che domenica si tornerà a riempire, condizioni meteo magari saranno favorevoli, ma con 18-20.000 persone. Questo è un valore aggiunto che non ha nessuna squadra che milita in questo campionato. Dobbiamo correre, il calendario, così visto che parlavamo di impegni. Qualche episodio. Intanto il calendario, vediamo un po'. Cosa attende da qui alla fine del girone d'andata la formazione di Cristiano Lucarelli, che tra l'altro, come abbiamo detto già prima, dopodomani alle 18:30 scende in campo al Massimino per una gara eliminazione diretta contro il Crotone, ottavi di finale della manifestazione. Non diciamo niente, ma andare molto avanti in Coppa Italia può essere sicuramente
una bella scorciatoia su una migliore Però intanto posizione. arriverà Meno male che non campionato. abbiamo detto niente, Alessandro, meno male che non abbiamo No, detto niente. ci limitiamo a dire che dà dei vantaggi considerevoli arrivare in fondo alla manifestazione. Poi domenica sera altra partita al Massimino di campionato contro il Francavilla, il derby con il Messina sabato 9 dicembre alle 20:45, ancora alle 20:45 il 18 che è lunedì Catania-Sorrento, il 23 dicembre ultima girone d'andata a Benevento, partita insomma tra queste sicuramente quella dal coefficiente di difficoltà più alto, e poi l'inizio del giro di ritorno 7 gennaio 18:30 a Crotone. Posso dire che secondo me quella col coefficiente più alto di difficoltà è sicuramente Messina-Catania. Un derby che a Messina aspettano da molto tempo, che il Catania ovviamente andrà a disputare sull'onda lunga dell'entusiasmo di 2 vittorie. Non sappiamo come andrà a finire la Coppa Italia, non sappiamo quale sarà l'approccio del Catania contro la Virtus Francavilla, però Messina-Catania Messina è in grande flessione in questa fase, però rimane la partita c'è poco da dell'anno dire perché per loro giustamente è un derby che ritorna dopo tantissimo tempo. Vorrei accelerare, nel senso che vorrei fare subito le pagelle. Prima vediamo le pagelle vere. Sì. Le pagelle vere, prima il migliore con Alessandro e con con Naomi. Naomi. Il migliore dell'ultima partita disputata dal Catania è ancora lui, David Eugene Buà, voto 7. Scrive Maria Sindi, cancella l'errore in disimpegno di Quaini e come un muro si oppone al rigore in movimento calciato da Giorgione al minuto 23. Una situazione che avrebbe potuto far vacillare le certezze maturate dalla squadra con l'avvento del nuovo corso. In precedenza prezioso nella versione di assist man laterale, quando con la rimessa lunga gittata smarca la conclusione di Carmine. In marcatura concede le briciole agli esterni avversari. Andiamo al campetto. Il campetto anche per Lucarelli, voto 7, mentre passando in porta 6,5 per Beters. Ancora Buà, voto 7, Curado 6,5, Lorenzini, voto 7, Castellini 6,5, centrocampo Zammarini 6,5, Acquaini 6, De Luca 6,5, Chiricò 6,5, Silvestri 6, Rocca 7, Marsura 6, Zanellato 6,5, Di Carmine voto 7. Queste sono le pagelle. Padre, avresti dato mezzo voto in più, mezzo voto in meno? Si è vinto, è giusto dare comunque una media del 6 a tutti. Probabilmente da qualche giocatore come Marsura mi aspetto ancora molto di più. È un 6 di stima e di fiducia. Qualcosa di meglio nel secondo tempo si è visto. Troppo poco, Alessandro. Sì. Un giocatore come lui deve dare. Volevo certamente sentire molto di Carlo più. anche sulle No, pagelle. sono d'accordo con Alessandro, mezzo voto in più a Quaini perché mi piace l'atteggiamento, dà tanta sostanza e legna in mezzo al campo, a me è piaciuto ieri. Però ha perso quella palla Sì. da cui poi è nata quell'azione, Sì, per questo il Ok. mezzo punto è stato Il valutato mezzo in meno, in più lo togliamo, cioè, perché abbiamo rischiato veramente di mezzo in prendere meno il e gol. mezzo in più. Diciamo Vabbè. che Alessandro è attentissimo a queste valutazioni. Allora, visto che è il momento delle pagelle, ragazzi, abbiamo 3 minuti, anche forse un po' meno, per le pagelle, le vostre contropagelle, le chiamiamo così, andiamo dai cugini. Ci date una curiosità sulle pagelle? Certo. Che cosa Intanto Antonio, vorrei dire a tutti che se c'è qualcuno che ha bambini che stanno dormendo, di abbassare un po' l'audio delle perché pagelle. diciamo che Turi ha questo Timbro di voce timbro importante. imponente. Ma qual è la curiosità? qual è la curiosità? Ah no, pensavo fosse una domanda. Tu sei la gioia della sagità. Buah, 7. Stava tu gol abbiamo su tutto scecco sopra palle e calanda fascia su Freccia Rossa Catania Messina, che sarà inaugurato nel 2020. Uopigliolo! Castellini 6,5. Spuruglia situazione con gamma da veterano. Lo secondo tempo si sta azzeccato in difesa per chi ci passa che la guardialina femmina ci fece l'occhiolino e voleva acciaccare mentre ci giocava. Lopo! Saimi 6. Con quella faccia un po' così, quel taglio mammoriano un po' sa, distribuisce la giusta dose di angate, pirati e aperture di gioco. Cala sia per chi era ammonito, sia per chi c'era troppo scuro e ci vedeva a pallini. Chiricò a 5. Così come i buddisti stanno ci ora a ripetere tu hai visto stare 7 ore a ripetere
passa sta palla, passa sta palla, passa sta palla, Chirico, passela! Di cammine 6,5. Stesse tutta partita con tutto finzoro alleppati, uno non da carina e l'altro un decatenazzo rocodo. Ma l'attaccante vero è chi do una palla avi e signa. Bomber! Lucarelli 7. Picchia tanti anime sperdute che camminavano stati smarriti come una zischina in una biblioteca e lì ci sfomma in squaccia. Cristiano continua così che ne ricriamo. Le pagelle, per chiudere vado... Uguali, tranne Chirico. Diciamo che il giudizio è quello. Benissimo, non è che vi siete messi d'accordo, vero? No. Bene. Allora, ragazzi... Però anche noi avremo una domanda dalla... Abbiamo una domanda che ci arriva da casa. Da casa, arriva a voi. Sì, ci scrive Tania dalla Germania, originaria della Birmania, Certo. ma residente in via Tripolitania, e ci chiede se queste vittorie possono essere considerate una rondine che fa primavera o sarà la solita caccarazza. Non so cosa ne pensate. A voi, insomma, A voi. Che cos'è? Una considerazione, una domanda, c'è di tutto. La lasciamo lì, sospesa. La lasciamo sospesa, ragazzi. Ci fermiamo ancora, abbiamo la pubblicità da fare e torniamo perché abbiamo ancora... Ma uno dei tre sembra Gennaro Del Vecchio, però. Sì. Granita o gelato? Mentre lui si chiama Porcino, giusto per citare qualche... ok. Va bene, a dopo. Siete ben messi. Ci fermiamo, a fra pochissimo, restate lì. Rieccoci in studio e adesso andiamo a vedere alcuni episodi della partita di ieri prima di proiettarci non solo alla Virtus Francavilla ma anche alla partita con il Crotone di Coppa Italia. Il primo episodio del Moviola è il gol di Di Carmine, vediamolo subito Alessandro. Sì, 79esimo, la battuta di Chirico arriva a Curado che è determinante perché apre lo spazio poi per Di Carmine, molto bravo Curado, è reattivo. Forse c'era anche un fallo, sì, però l'arbitro, il cui metro onestamente ho capito poco, il metro arbitrale. È stato così, strano. Poche ammonizioni ai primi 45 minuti. Poi tre ammoniti su un tre calcio ammoniti, d'angolo, insomma, esatto, cose per cose veniali. da Far West. Sì, Vabbè. Andiamo al secondo. Eccolo qui, arriva. È l'occasione mancata a De Luca. Qui Russo sbaglia il disimpegno di testa, De Luca prende la mira, però non inquadra lo specchio della porta, mani i capelli, vedete tutti i componenti della panchina, ma per Giuseppe De Luca rinviato l'appuntamento col gol. Questa un peccato però, Sì, mi dispiace l'88esimo, sì. Perché De Luca potrebbe essere uno di quei giocatori che, se valorizzato e soprattutto se continua ad avere comunque la mentalità di mettersi a servizio della squadra, può essere utile in questo campionato. Il campionato è lunghissimo. Secondo me è importante che durante le partite ci siano dei giocatori bravi a entrare subito in partita e De Luca credo che possa avere queste caratteristiche rispetto a qualcun altro. Deve rientrare nella mentalità di un ruolo che non può essere quello da primario, ma da coprimario, da giocatore chiamato all'occorrenza. È un peccato che abbia sfruttato male questa opportunità, perché entri 4 minuti, fai il gol del 2-0, può essere davvero. Ma gli atteggiamenti che abbiamo visti, Angelo, anche in Coppa Italia sono stati gli atteggiamenti di un giocatore che ha fame, che ha voglia di dare un segnale, dare un segno a questa stagione. È un ragazzo che quando vuole è cattivo in campo. Sì. Quando dico cattivo lo dico nel senso agonistico del termine. È uno che si fa rispettare, nonostante non sia così un Marcantonio, ed è uno di quei giocatori che può servire in emergenza ad una squadra, quindi ti raccomando, testa acceleriamo, bassa. Andiamo a vedere una mancata realizzazione, l'ennesima mancata, esattamente. Questa è clamorosa, Alessandro. Purtroppo continua a sbagliare gol facili, era successo già contro il Monterosi. Qui secondo me deve puntare più la porta, invece che col primo stop lui va lateralmente, il primo stop condiziona poi la seconda giocata. Carlo, ha un solo piede però, perché non puoi non passare sul sinistro, lui deve andare dritto per dritto e proteggere. Poi, perché in netto vantaggio sul difensore, o gli fanno fallo da rigore o la butta dentro. Ci sono i cugini che hanno l'idea.
Sì, ci scrive abbiamo un nostro Piero Armenio, che è il nostro follower, Assicutaware, una considerazione. De Luca e Dubiscas Sammucano du gol che apparevano via Napoli quando la pasera. Mi pare giusto. Mi pare corretto, Moviola. Abbiamo finito con gli episodi della Moviola, adesso però ci proiettiamo sulla Coppa Italia, vediamo quali possono essere le formazioni o la formazione. Noi abbiamo fatto 2 ipotesi di formazione, partiamo con la prima. Ci saranno delle novità, Alessandro? Sì, ci saranno delle novità, ma si potevano intuire già da quelle che sono state le scelte di Giuliano tra campo e subentri in corsa. Vediamo la prima più probabile formazione. In porta rientrerà Livieri, difesa che dovrebbe essere composta da Rapisarda e Mazzotta sulle corsie con Silvestri e Curato, però attenzione perché Rapisarda ha avuto una forma di otite proprio oggi, e bisogna vedere in che condizioni arriverà a mercoledì. Mazzotta lo do un tempo, non di Mazzotta, più. sì. Per un tempo. Considerate che è una partita potenzialmente a tempi supplementari, Esatto. quindi bisogna anche fare delle scelte in funzione di quella che può essere poi la lettura a partita in corso. Zanellato Guaini in mezzo, De Luca, Deli, Bocic, con Chiricò pronto a subentrare, a strappare a gare in corso, e Dubiscas in questo momento sembra leggermente favorito su Sarao. Ovviamente Di Carmine, anche lui nella stessa considerazione abbiamo fatto prima su Chiricò. Chiarella bisognerà valutarne la disponibilità alla luce della sindrome febbrile con cui e comunque anche per Chiarello un tempo. Sì. Non reputo di più perché è un giocatore troppo importante nell'ottica del Catania. Vediamo l'ipotesi B, che non si discosta molto da questa. Le varianti sono Lorenzini al posto di Curado e Sarao al posto di Dubiscas. Per il resto abbiamo immaginato questo assetto tra linea mediana e reparto d'attacco. Andiamo al prossimo avversario. 45 minuti sarà questa, Alessandro, con ogni probabilità. Lorenzini sarà. Sembra più probabile l'altra, però le abbiamo immaginate entrambe. Metta Sarao, gli dà la responsabilità del primo tempo. Tanto Sarao sarà squalificato per la partita di campionato, perché ieri ha preso il cartellino in panchina, era diffidato, quindi salterà la gara contro la Virtus Francavilla, e tra l'altro della sua ex squadra. A proposito di Virtus Francavilla, Angelo, vogliamo vedere lo stato di forma? Sì, vediamo il prossimo avversario con Naomi. Iniziamo vagliando un po' quelle che sono tutte le partite che ha affrontato il Virtus Francavilla. Rendimento esterno: Benevento Virtus Francavilla riporta una sconfitta per 1-0 contro il Foggia, a Foggia 0-0, quindi un pareggio. Turris Virtus Francavilla 1-3, Monopoli Virtus Francavilla 3-0, Latina Virtus Francavilla 1-0, Avellino Virtus Francavilla 1-1, Monterosi Virtus Francavilla 1-0. In trasferta ha il peggior attacco e la quarta miglior difesa. Questi i dati sensibili da riportare. E tra i marcatori, se ci possiamo un attimo tornare, è da aggiornare con il gol che ha messo a segno questa sera Artistico in Virtus Francavilla Brindisi, che è ancora in corso. Quindi in questo momento i migliori marcatori sono Appaiati, Polidori e Artistico con 5 reti. Che squadra è questa Virtus Francavilla, Carlo? Vive un momento sicuramente difficile e il Catania deve sfruttare questo trend positivo, e soprattutto perché il calendario lo sta favorendo in queste giornate. Ci aspettiamo insomma che sia un avversario che possa lasciarci le penne sicuramente qua al CIB. Ci sono delle domande da casa? Sì. Una richiesta, dice: se il Catania vince tutte le partite qui a Natale, Angelo questa è per Patanè. Si deve vestire a Babbo Natale, quindi promettilo oggi solennemente. vorrei ti porto la barba, okay, la barba te la porto io. Il cappello non lo porta. Vorrei andare di nuovo da Naomi per un po' di messaggi, perché stasera abbiamo letto pochi messaggi. Trascurati i nostri amici a casa. Allora scrivono: che bello seguire Corner con tutti i partecipanti distesi e sorridenti, grande stima su Lucarelli. Effettivamente è vero, l'unica cosa che dopo il gol di Di Carmine il signor Patanè ha ammaccato il tavolo qua dove fanno il TG, quindi un problema ancora, risarcimento danni. Poi scrivono: facciamo un bel filotto e riapriamo un campionato. Ieri vittoria fondamentale, un saluto dal Magico Catania Group. La svolta c'è stata, ma la partita più difficile sarà la prossima, perché purtroppo se non vinciamo la classifica non ci aspetta. Ormai il danno è stato fatto, scrive Peppe. Ciao da Alberto, forza Catania sempre. Lucarelli sa leggere le partite, sa fare i cambi, la squadra ha un altro piglio in campo, al contrario di prima che non c'era né gioco né personalità.
queste 2 partite le ha vinte lui tatticamente, un po' come dice invece il signor Breve che le ha vinte lui già in conferenza stampa. Durante la settimana. Chiudiamo così, prima i cavalli Tauni Cauci, ora invece Tunnara a Pattiri, anzi a Curiri, scrive Giussi. Insomma, mi pare che da casa poi abbiano idee molto chiare su quella che è la situazione. Le vittorie ovviamente aprono completamente altri orizzonti, altre e anche la valutazioni. lettura dei cavalli che tirano calci non è poi molto distante da quello che evidentemente è capitato nell'ultima fase dell'era Tabiani, dove ogni giocatore viveva un momento di fantastica anarchia. Gli abbracci di cui parlava Alessandro come metafora romantica di questo momento di ritrovata coesione alla squadra erano diventati una serie di vaffa e una serie di scalciare il compagno, scalciare più che l'avversario, il vicino di stanza, e non è stata ovviamente una grande esperienza quella da ricordare. Adesso ce la siamo lasciati alle spalle. Io vi prometto che, avendo visto il calendario, io reputo che rischio seriamente di vestirmi a Babbo Natale. Pagani, c'è qualcuno che però ti vorrebbe anche da Befana. Però... No, Befana no, però da Babbo Natale mi sono i manca. messaggi. È una cosa che sinceramente credo fortemente che questa squadra, ovviamente con tutti gli incidenti di percorso che possono capitare nell'arco di una stagione, possa davvero, sulla scorta di un entusiasmo importante e anche di uno spessore tecnico non indifferente, davvero inanellare un filotto di risultati con vittorie e soprattutto anche con forti motivazioni. Campionato nazionale dilettanti in Italia e nel mondo, siamo stati l'unica città, questo lo dico ai cugini, del mondo che ha portato 17.000 persone allo stadio per un campionato di dilettanti. Nel mondo non ci sono esempi uguali a quelli di Catania. Tutte le volte che dicono veniamo a Catania, la tensione di Catania, il baffa glielo andrei a dire a tutte quelle persone che dicono che Catania ha un peso specifico. Sì, ce l'ha, ma è quello dell'amore e dell'affetto. Nel bene e nel male, voglio dire, questo peso specifico. Siamo in chiusura, volevo salutare e ringraziare i cugini. Ragazzi, grazie per essere stati con noi stasera. Noi Angelo, volevamo fare una dedica, dedichiamo questi esordi a Tano, che sicuramente è lassù tra le stelle che ci sta seguendo. Una cosa seria. Una cosa seria, un nostro amico che... Ciao Gaetano. Ciao Gaetano. E allora lo salutiamo anche noi, mi pare anche giusto questo pensiero fatto dai cugini, e speriamo magari di poter avere dalle nostre parti, più vicini a noi in qualche dalla campagna li portiamo in città. Li portiamo in città. Grazie, grazie per la vostra partecipazione. Bravissimi. Io ho capito che la prossima mi sa proprio che da qui non ci sarò più. Qui in Giametti fuori caccia, dicono. No, mi stai tranquillo. Stai sereno. Volevo sentire un paio di messaggi ancora, se ce ne abbiamo, Naomi, perché e poi salutiamo perché manca un minuto praticamente alla fine della trasmissione. Scrivono: buonasera, siamo guariti, adesso dobbiamo metterci in forma per volare. D'accordo con Pataneda, qua a Natale Lucarelli ha fatto una bella tabella, ha segnato 3 punti a partita e un pareggio a Benevento. A me il logo attuale non mi piace, non mi è mai piaciuto, io sono legato al vecchio logo e lo rivoglio sulle macchie, ci sono pretese qua, fiori di pretese. Poi scrivono: il logo non va cambiato, quindi c'è anche un dibattito in atto, certo. È molto più bello quello attuale, d'altronde negli anni è cambiato diverse volte. E chiudiamo così. Catania è una squadra di Serie A. Grazie, Buonasera, grazie amici. Naomi. Allora, siamo davvero in chiusura, devo ringraziare, abbiamo già salutato i cugini, saluto anche Carlo Breve, Ciao, Angelo, che buonasera a ritroviamo tutti. ovviamente domenica per seguire Ovviamente. la partita con la Diciamo Virtus che noi non Francavilla. siamo la Coppa Italia, cioè la seguiamo ma non siamo in diretta, non facciamo trasmissioni perché poi arrivano le telefonate. Verrà trasmessa in diretta però Sì. su Sky. E Questo quindi diciamo possiamo- che Perfetto, così. quindi, insomma, c'è possibilità di vederla. Noi ci vediamo invece domenica Domenica. e poi ci vediamo lunedì. Benissimo, grazie, Concordo. grazie anche a Alessandro. Chiedevano se in caso di parità al termine Ci dei sono tempi i tempi supplementari ci sono, supplementari. non solo i tempi supplementari, ci sono anche Calcini. eventualmente i calcini. Se Benissimo, lo chiedevano. quindi una partita che conferma. potrebbe anche regalare ore e ore insomma, di calcio a Massimino. Io, Carlo e Alessandro siamo allo stadio. Siamo puntuali per la gioia ovviamente anche di chi lavora con noi in regia. Un abbraccio, una buona serata a tutti voi, ci ritroviamo con Corner lunedì prossimo. Buonasera.